bau.
Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale del 27 giugno 2017. Informo che la seduta viene trasmessa in diretta tramite webcam, pertanto salutiamo anche il pubblico da casa come facciamo sempre. Informo il Consiglio, mi pare che il signor Sindaco ha comunicato la sua assenza il consigliere Scarpa, poi il Sindaco spiegherà anche le motivazioni. Do la parola al segretario per l'appello, grazie. Senatore Maria Teresa, Barbisan Leonardo, Barro Giorgio, Drigo Irina, Fagotto Claudio, Foglia Raffaele, Furlanis Marisa, Gradini Luciano, Manzato Alida, Mascarin Gastone, Moro Cristian, presente. Pizzolito Vittorina, Scarpa Bonazza Buora Paolo, assente, Terenzi Marco, Zanco Enrico, Zanin Roberto, presente. Zanuto Alessandra, numero legale c'è, scrutatori? Sì, allora nomino gli scrutatori che sono Barbisan Leonardo e Moro Cristian per la maggioranza e Fagotto Claudio per la minoranza. E il Sindaco voleva poi dare una comunicazione, prego. Buonasera consiglieri, buonasera componenti di giunta, presidente, segretario, buonasera a tutti i cittadini di Portogruaro che ci seguono via web e ai cittadini qui presenti. Innanzitutto porgo i miei complimenti al consigliere Paolo Scarpa Bonazza Buora che oggi viene nominato presidente del Rotary Club e ha voluto comunicarmelo scusandosi anche per l'impossibilità di essere presente. Io ho bisogno di condividere con voi alcune riflessioni che devono servire per costruire un modo migliore di far politica, un modo migliore per fare in modo che i cittadini prendano sempre più passione al vivere politicamente la città. Le riflessioni sono queste. Le pagine dei social network sono ormai piazze virtuali in cui dilagano i più vari discorsi e sono palcoscenici dai quali ciascuno può diffondere frasi a volte anche molto offensive non solo verso la persona oggetto dell'offesa, ma anche e soprattutto verso intere categorie e generi. Il tema della diffusione dei discorsi d'offesa deve ormai essere messo all'attenzione dell'opinione pubblica e della politica, in quanto sta assumendo una rilevanza e ingenera nei cittadini sempre più fastidio verso il mondo della politica. Contribuisce a creare credenze comuni che nulla hanno di etico e di rispettoso della persona e favorisce il moltiplicarsi delle espressioni di dileggio e alla violenza di genere. Questo fenomeno, difficilmente monitorabile e controllabile, mette in luce un quadro ricco e controverso, nel quale si confondono libertà di espressione e offese. Il diritto di diffondere il proprio pensiero si traduce troppo spesso in commenti intrisi di violenza e discriminazione, in alcuni casi anche verso le donne, nei confronti delle quali ci si approccia con minore attenzione che verso la componente maschile. Sono atteggiamenti pericolosi che lasciano trasparire la possibilità che ci si possa permettere qualsiasi commento, anche il più malevolo. Ciascuno di noi ha il dovere di riflettere sulle conseguenze del suo operato e di pensare prima di agire, sapendo bene che la società in cui ci troviamo a vivere può generare mostri che dalle parole possono passare anche ai fatti. La violenza sulle donne, troppo spesso solo a parole condannata, non si sostanzia solo unicamente in atti di grande e certamente maggiormente condannabile azione delittuosa, ma si palesa anche nel dileggiamento quotidiano. Ed è per tutte le donne che io stasera rivendico il diritto di essere rispettate, rivendico la necessità che la diffamazione e gli oltraggi sul web, e non solo, vengano fortemente condannati.
rivendico quanto la Carta dei diritti delle donne e delle cittadine ha voluto scrivere per tutte le donne, nel giusto rispetto dei ruoli e delle personalità, sia dell'uomo sia della donna. Questo non è femminismo, questo è il rispetto della persona, questo è il rispetto di ciascuno di noi. Mi piace poi leggere con voi l'articolo 54 della Costituzione italiana, che contiene una parola a mio avviso troppo poco usata e ancor di più a volte troppo poco praticata. La parola è onore. L'articolo 54 detta testualmente: tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierla con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Questo per non creare ulteriori problemi, questo per comunicarvi la mia precisa convinzione che fare politica non significa far scontro, significa confrontare idee e opinioni. Ed in questo spirito che invito tutti i componenti di maggioranza e minoranza ad affrontare in maniera seria e puntuale, nel preciso vantaggio dei cittadini di Portogruaro, le varie questioni. Come avete ben capito, io non intendo procedere con alcuna querela, lo riterrei irrispettoso nei confronti della mia città. Non ho nessuna intenzione di fare di Portogruaro un oggetto di giornalismo di basso livello, quindi non procederò con la querela. Però ritengo di essere stata fortemente offesa, e fortemente offesa soprattutto con le donne, per le donne. Io auspicherei che oltre alle scuse che mi sono arrivate ci fosse un'azione politica a vantaggio delle donne di Portogruaro, ma ripeto, non solo a parole. Vi ringrazio quindi per l'attenzione e la mia più sincera vicinanza alle donne che quotidianamente si trovano ad affrontare discriminazioni di genere. Grazie, signor Sindaco. Ci sono altre comunicazioni? Consigliera Zanutto, prego. Buonasera a tutti. Come capogruppo del mio gruppo consigliare ho una dichiarazione da fare qui davanti. Nel premettere che non vi è alcuna intenzione di sollevare stasera alcuna polemica a riguardo, ritengo comunque doveroso come Lega Nord, partito che rappresento sia come capogruppo che come segretario di sezione, esprimere la massima solidarietà al sindaco Maria Teresa Senatore per la frase ingiuriosa e offensiva che il consigliere comunale e segretario della sezione di Portogruaro del PD Roberto Zanin ha espresso nei suoi confronti alcuni giorni fa attraverso Facebook. Ribadisco nessun intendimento da parte nostra di ritornare più di tanto sull'accaduto di cui molti ne hanno già parlato, ma ci interessa comunque rilevare come il livello del dibattito politico, purtroppo anche a causa dei social che spesso raccolgono commenti frettolosi e improvvisati, sia alquanto scaduto anche a Portogruaro. Rispetto all'episodio in questione, nell'affermare che ognuno è libero di esprimere civilmente le proprie opinioni, in piena libertà, ritengo però che lo debba fare senza ledere la libertà degli altri, attraverso offese di carattere personale che esulano dalle critiche di natura politica che ci sono e giustamente ci saranno sempre. La frase che ha riguardato il nostro sindaco è stata decisamente irrispettosa sul piano istituzionale, ma soprattutto irriguardosa sotto quello personale, ed è questo, se mi permettete, l'aspetto più grave. Penso che il rispetto delle persone, unitamente a quello delle istituzioni, debba sempre essere alla base di un civile e corretto confronto dialettico, a prescindere da come la si pensi politicamente, senza superare i limiti propri di una conflittualità che deve essere incentrata unicamente su contrapposizioni di natura politica e non personale, ancor più con toni dispregiativi. Prendiamo atto, come Lega Nord, che il collega Roberto Zanin ha manifestato le sue scuse, così come ci hanno fatto piacere gli attestati di solidarietà verso il sindaco, giunti anche dal consigliere Paolo Scarpa, oggi assente, per cui da parte nostra nessuna volontà di stigmatizzare ulteriormente l'episodio, che ci auguriamo sia stato veramente uno scivolone,
come è stato definito, e non abbiamo motivo di dubitarlo, e auspichiamo che si torni a un dibattito e a un confronto politico più sereno e sicuramente con tono meno aspri, che nulla hanno a che vedere con il ruolo istituzionale che tutti noi rivestiamo. Grazie. Grazie consigliere Zanutto. Consigliere Zanin, prego. Sì, visto che sono stato chiamato in causa, personalmente credo che sia anche giusto rispondere. Immaginavo che ci sarebbe stato qualcuno che ricordava quel che è accaduto qualche giorno fa. Ringrazio la Sindaca intanto per aver menzionato in particolare l'offesa alle donne, cui tengo a precisare, come scritto nella lettera, che non vi era alcun riferimento alla persona, né specifica né in generale. È stato purtroppo un errore, questo lo ammetto, e credo che la lettera della Sindaca lo ha riconosciuto, sebbene sia poi però rimasta convinta che la mia affermazione avesse una rilevanza personale, cosa che ribadisco non aveva assolutamente. Io immagino che qui si chiuda questa questione, purtroppo creata da un mio errore, questo lo ammetto, errore di comunicazione molto scarna e molto semplice, ma che si concluda qui da tutte le parti. Grazie. Grazie consigliere Zanin. Consigliere Barro, prego. Sì, buonasera a tutti. Anche noi, come noi siamo Portogruaro, avevamo scritto un comunicato di sostegno al sindaco per l'episodio accaduto, ma che non voglio rileggere per il semplice motivo che ritengo che sia anche inutile. Penso invece che da questo episodio si possa trarre alcune considerazioni già menzionate dal sindaco riguardo al nostro modo di fare politica. 2 anni fa un episodio increscioso di uno sbaglio è stato cavalcato sui social come che il comune di Portogruaro fosse diventato un posto dove si è razzisti, si è qualcosa di diverso. Stessa maniera è capitato a un consigliere di fare uno sbaglio, capita, sbaglio pesante, nessuno mette in dubbio, però ritengo che questo ci deve servire a capire che l'uso dei social non è un qualcosa che non possiamo controllare e quindi di porre sempre attenzione a questo, perché noi abbiamo una funzione pubblica di esempio e quindi quando scriviamo un social network che può andare a catena, a cascata nel mondo del web, ritengo che dobbiamo sempre avere collegato quello che è, diciamo così, il cervello. Può capitare a tutti, come si dice, un momento di mona al consigliere Zanin, però io sinceramente mi permetto solo una considerazione. Ho trovato la sua lettera di scuse, che non so neanche se ha scritto lei, peso del Taconde Sbrego, detta franca. Era molto più semplice dire come ha fatto questa sera qui. Ho sbagliato, capita, chi non lo fa. Ho sbagliato anch'io una volta in consiglio comunale a usare dei toni pesanti con la consigliera Manzato. Ho sbagliato, va bene, capita, siamo umani. E allora bastava forse anche dire questo. Far tutto quel discorso, dire che alla fine ci dà quasi, tra virgolette, a noi come maggioranza di essere, non dico da riciclo, ma qualcosa del genere, sinceramente l'ho trovato forse peggio, però questa è una mia considerazione personale e accolgo il suo invito, chiudiamola qua e cerchiamo di dare un esempio migliore come consiglio comunale e come consiglieri comunali tutti quanti. Grazie consigliere Barro. Consigliere Manzato, prego. Sì, buonasera a tutti. Io non ho preparato discorsi, quindi andrò a braccio. Ho ascoltato e apprezzato sicuramente le parole dette dal sindaco senatore, la lettera che ha letto la consigliera Zanutto, però come ha detto la sindaco potrebbero rimanere parole. Mi fa piacere che il consigliere Barro dopo 2 anni abbia detto: non ho sentito una missione o le scuse ufficiali e pubbliche, ho sbagliato per avermi dato della burattinaia, o della burattina, scusi, mi ha dato della burattina. Io sono consigliere comunale e, scusi,
poi lei mi può rispondere, e sono anch'io donna, così come sono stata accusata e sono stata attaccata per la lettera di solidarietà che noi abbiamo come donne con la consigliera Pizzolitto e la consigliera Drigo, su diciamo, un'offesa pesante, anche se un uomo, ma sempre un'offesa pesante, paragonare il dottor Cara a Schettino, l'ho trovato abbastanza pesante. Quindi sicuramente possono essere basi per migliorare e sono concorde assolutamente che il confronto ci deve essere. In quell'occasione in cui io mi sono sentita dire burattina, non ho visto nessun intervento di solidarietà, ma non perché foste obbligati, ma perché allora per coerenza, donna ero 2 anni fa, il rispetto non deve essere mancato a nessuno, forse allora anche il Presidente del Consiglio che dovrebbe mantenere una certa trasparenza e un certo equilibrio da tutte le parti, perché ecco, o anche la stessa signora Sindaco forse avrebbe dovuto o potuto intervenire dicendo beh, manteniamo i toni su un altro livello, e questo è un argomento. Comunque apprezzo perché insomma non posso anche se dopo 2 anni però è arrivato in un modo un po' magari velato, però insomma è una piccola missione. Però voglio ricordare che in occasione del Consiglio Comunale del 24 maggio proprio lei mi ha dato della bugiarda. Ecco, allora, e mi risponda pure, perché io mi sono riascoltata le registrazioni e non mi può dire che lei non ha utilizzato certe parole. Bene, allora io sono qui per ascoltare anche le sue parole. Grazie. Attendevo proprio la fine delle comunicazioni perché poi arrivavo io. E le dico questo, consigliera Manzato, lei ha ragione, la furbata l'ho detta, però l'ho detta e mi sono estrapolato, bastava che venisse da me e assieme sbobinavamo, l'ho detta a Consiglio Comunale terminato, quindi avevo concluso il Consiglio Comunale, stavo discutendo con il gruppo centrosinistra più avanti insieme su delle mozioni e lei l'ha estrapolato da un ragionamento legato alla mozione del casello autostradale di Alvisopoli. Sì, certo, è qui tutto lo sbobinamento, dove io ho anche detto a un consigliere, lei ciurla nel manico, consigliere, è furbo, molto furbo. Quindi lei ha estrapolato da questo concetto un termine per dire che io ho dato delle furbate a tutte le mozioni del mondo. Non è così. Io l'ho detta all'interno di un ragionamento, adesso sulle comunicazioni concludiamo qua, quando vuole viene domani mattina o dopo ci fermiamo un attimo e chiariamo la situazione, perché lo sbobinamento come l'ha fatto lei l'ho fatto anch'io e deve ammettere che è a Consiglio Comunale concluso, quindi io non ho usato quel termine all'interno degli argomenti del Consiglio Comunale e l'ho usato alla fine in un dialogo, lo hanno anche ammesso gli stessi consiglieri, con il gruppo centrosinistra più avanti insieme, punto. Le comunicazioni sono chiuse e lo riprendiamo in un secondo momento, lo traduca in un documento, faccia quello che vuole. Io le ho spiegato e adesso le comunicazioni si concludono qua, andiamo avanti con gli argomenti, lo riprendiamo, non si preoccupi, lo riprendiamo in capigruppo. No, lei deve rispondere, perché è una comunicazione, sulle comunicazioni non c'è dibattito. Lei se vuole, le ripeto e lo ridico, in sede di capigruppo per l'ennesima volta chiediamo, facciamo una commissione su questa documentazione, se vuole, però no. Nelle comunicazioni il regolamento parla chiaro, io le dovevo una risposta le ho dato, le avevo promesso la volta scorsa, una risposta le ho dato e adesso si chiude qui. No. La riprendiamo in un altro momento, chiaro? Chiedo la cortesia a tutto il Consiglio Comunale di avere la possibilità di rispondere. Allora, il regolamento lo gestisce il Presidente del Consiglio. Io non le ho assolutamente recato offesa, le ho semplicemente, le dovevo una risposta e una risposta le ho dato. Dopodiché la possiamo riprendere in qualunque momento. Adesso le comunicazioni si chiudono qui, perché le comunicazioni non sono un dibattito. E lo dico adesso a nome di tutti e per tutti. Come ribadisco,
come ho fatto, se per questo lei ci è lamentata di un termine, la volta scorsa il consigliere Scarpa mi ha anche detto che non sono in grado di gestire un consiglio comunale e io l'ho lasciata scorrere, perché a volte in certi momenti certe frasi si dicono, certi termini, però tutti dovremmo allora fare attenzione ai termini che usiamo. Il consigliere Manzato. Allora le ripeto, le riaffrontiamo l'argomento, ma non è nelle comunicazioni. Io le dovevo una risposta, gliel'ho data e lo riprendiamo in un altro momento. Adesso si passa al secondo punto dell'ordine del giorno. Scusi, quindi prendo atto che nessuno mi dà la possibilità di replicare. No, perché non Perfetto. è previsto. Ah, perché non è previsto? No, non è previsto nelle comunicazioni, non c'è dibattito. Quindi adesso passiamo al secondo punto, all'ordine del giorno, perché il regolamento è il regolamento, può piacere o non piacere, ma tutti dobbiamo attenerci. Scusate, mi approfitto per dire anche un'altra cosa. Il Presidente Mascarini ha fatto in altre occasioni, non applicando, perché c'era l'accordo. No, io ho sempre cercato di applicare il regolamento. Certo. So che il ruolo del Presidente del Consiglio non è facile, perché sono stato 10 anni seduto lì e ho visto tante azioni, non è mai facile fare questo ruolo qua, però io ho cercato di farlo nel migliore dei modi sempre, e allora, adesso, le ripeto, avremo tempo di riprendere, faremo una commissione su questo. Le chiedo la cortesia di leggere la dichiarazione che voleva fare a risposta di quello che ho detto io nella precedente adunanza del Consiglio. La risposta, gliel'ho appena detta, ce l'ho qui. No, perché non è corrispondente a quello che ho detto io, perché io ho letto il significato della mozione, io non ho fatto nessun riferimento nello specifico. Io ho dato lettura di quello allora che la chiudiamo qua, sì o no la questione? Il regolamento parla chiaro, per cortesia, chiuda il microfono e poi andiamo avanti col Consiglio Comunale. Porca miseria. Adesso passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, signori. Individuazione, comitati, commissioni e organi collegiali indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune di Portogruaro, anno 2017. Da approvare entro il 30 giugno questo documento, e quindi è uno dei motivi per cui siamo qui in Consiglio, esaminato la terza commissione il 19 giugno. Chiedo al Presidente di Commissione per cortesia di relazionare. Grazie. Buonasera a tutti. L'obiettivo di questo punto all'ordine del giorno è quello di confermare la costituzione e l'individuazione dei comitati, delle commissioni e degli organi collegiali indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune di Portogruaro. In particolar modo dobbiamo confermare o nominare i seguenti comitati o commissioni. Allora c'è la commissione 1, la conferenza dei capigruppo consigliari, la commissione 2, commercio personale, infrastrutture, ambiente, politiche di risparmio energetico, viabilità, manutenzione, rapporti con aziende speciali e partecipate, la terza commissione, la seconda commissione consigliare che è cultura, scuola, associazionismo e varie, la terza commissione consigliare bilancio, pianificazione finanziaria, innovazione e progettazione, poi c'è la quarta commissione attività produttive, la quinta commissione urbanistica, pianificazione territoriale, lavori pubblici eccetera, la sesta commissione politiche sociali e sanitarie e solidarietà. Poi abbiamo le commissioni e i comitati della consulta dello sport e del tempo libero, la consulta del volontariato sociale, sanitario e sociosanitario, la consulta dell'ambiente e protezione civile, consulta della cultura, educazione, formazione e diritti civili, solidarietà internazionale e pace, comitato dei gemellaggi, commissione locale per il paesaggio, la commissione taxi, commissione premio Gervino, la Commissione Premio Solidarietà e la Commissione Premio Eccellenze e Organismo di Parità. Questo per quanto riguarda l'allegato A. Per quanto riguarda l'allegato B abbiamo le commissioni elettorali, la Commissione per le formazioni e gli elenchi giudici popolari e i revisori del conto. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Ci sono interventi? Consigliere Pizzolito, prego. E a proposito della delibera che abbiamo per l'individuazione dei comitati e delle commissioni, io pongo all'attenzione del Consiglio e anche del Presidente
il fatto che con la sostituzione del consigliere Antonio Matera, nella figura, nella persona del consigliere Foglia, si pone il tema della presidenza della seconda commissione, che attualmente non viene convocata perché manca il presidente. Allora o spetta a noi, si nomina, quindi la convoca lei o la chiediamo noi? Sì, a parte che c'è un vicepresidente, ma comunque il regolamento prevede che alla convocazione alla prima convocazione della seconda commissione, al primo punto, si mette la nomina del presidente. Allora chiedo che venga convocata la commissione per la nomina del suo presidente e la surroga. Scusate, allora siccome domani mattina in giunta va la convenzione della campus, volevamo appunto poi parlare con la vicepresidente per convocare la commissione dove viene un attimo visionata e discussa, quindi è a brevissimo comunque la convocazione della commissione. E ovviamente tra l'ordine del giorno c'è anche la nomina del presidente. Tra l'altro io volevo chiedere sempre riguardo le commissioni, se il rapporto di forza fra le componenti di minoranza e di maggioranza hanno modificato o stanno modificando, per esempio con il gruppo misto, abbiano modificato o meno il rapporto che c'è all'interno delle commissioni, cioè se per caso dobbiamo andare ad aggiornare anche quella parte lì. Non mi risulta come numeri. Comunque, se vuole, nella prossima commissione ragioniamo anche su questo, ma visti i numeri in campo e controllati, non c'è modifica che mi risulti al momento. Abbiamo con i miei uffici, tengo sempre controllata la cosa. È ovvio che c'è l'obbligo di presenza perché ci sono i rappresentanti in base al peso che si ha. Quindi, però mi risulta che ancora oggi la maggioranza abbia in sede di commissione. Certo. E altri interventi sulle commissioni, su questo delibera? Se non ci sono altri interventi io pongo in votazione. Chi è favorevole? All'unanimità, e chiedo per cortesia anche l'immediata esecutività. Grazie. Chi è favorevole? Come prima, approvata all'unanimità. Grazie. Passiamo ora al terzo punto, riconoscimento debiti fuori bilancio, esaminato dalla terza commissione il 19 giugno. Chiedo per cortesia al Presidente di Commissione di relazionare. Grazie. Il riconoscimento di questi debiti fuori bilancio non è altro che la ripresa dell'iniziativa di impegnare dei fondi per l'acquisizione di 3 veicoli per la polizia, per il comando di polizia locale e per 3 veicoli e per il servizio al personale. Ecco, per la gara qua è stata vinta dalla ditta che ha consegnato solamente un veicolo e prossimamente consegnerà gli altri 2. Il debito fuori bilancio, cioè il riconoscimento del debito fuori bilancio, ammonta ad euro 47.283 per l'acquisizione degli ulteriori 2 veicoli mancanti all'acquisizione della struttura. Grazie. Grazie Presidente Zanco. Ci sono interventi? Non ci sono interventi in merito, quindi se non ci sono interventi pongo in votazione il documento. Chi è favorevole? Quindi sono 9, 10. Chi è contrario? 2 contrari, il consigliere Gradini e il consigliere Manzato. Chi si astiene? È astenuto il gruppo centro-sinistra più avanti insieme. Pongo anche l'immediata esecutività, per cortesia. Chi è favorevole? 10 come prima. Chi è contrario?
Chi si astiene, come prima, il delibera è approvata. Grazie. Passiamo ora al quarto punto all'ordine del giorno, cessione aree site in comune di Portogruaro, frazione di Lugugnana, via Marmolada, foglio 72, mappale 200, all'azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Venezia. Esaminato la quinta commissione il 19 giugno, chiedo per cortesia al Presidente di relazionare. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Con delibera della Giunta Comunale numero 168 del 21 dicembre del 72, l'amministrazione comunale individuava delle aree in via Marmolada, frazione di Lugugnana, sulle quali costruire 5 fabbricati residenziali per complessivi 10 alloggi e relative pertinenze da adibire a case per lavoratori agricoli dipendenti. Con la medesima delibera veniva anche delegato l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Venezia, quale ente incaricato a procedere, in nome e per conto del Comune di Portogruaro, alla espropriazione delle aree individuate per la realizzazione delle predette abitazioni. La realizzazione avveniva in particolare nel periodo che va da aprile 74 a ottobre 77, con finanziamento a carico dello Stato ai sensi della legge 1676/1960 e successivamente 865/1971. Gli immobili in oggetto venivano dichiarati abitabili ed assegnati agli aventi diritto a riscatto con contratto provvisorio, da perfezionarsi al termine del pagamento della rata di riscatto con rogito notarile di cessione. Verificato che la delibera numero 852 del 7/12/1972 stabiliva che l'Istituto Autonomo Case Popolari doveva anticipare per conto del Comune di Portogruaro le somme necessarie per l'acquisizione, con l'esproprio delle aree indicate, demandando alla sottoscrizione della Convenzione per la concessione del diritto di superficie il conguaglio con la determinazione del diritto dovuto. L'atto di convenzione non veniva mai sottoscritto ed a causa di questo il Comune di Portogruaro non provvedeva al rimborso delle spese anticipate dall'Istituto Autonomo Case Popolari per l'acquisizione, mediante esproprio, delle aree in questione. Nell'altro canto, l'Istituto Autonomo Case Popolari versava il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie, parificandosi di fatto in tal modo quanto tra i due soggetti dovevano reciprocamente versarsi. A seguito del trasferimento da parte del demanio dello Stato della proprietà della loggia Later di Venezia, ad oggi risulta che il Comune sia intestataria dell'area e Later proprietario degli immobili. Ecco, volevo fare una precisazione. Ieri sera mi sono permesso di chiedere, signor Sindaco, al comandante Poles, in quanto i residenti lì di via Marmolada hanno dei problemi alla sera perché ci sono dei ragazzi che corrono con le moto, con le macchine, quindi è diventata una strada pericolosa. Il comandante si è permesso, anzi gli ho chiesto il permesso di fare un sopralluogo per vedere se la possibilità di mettere dei rallentatori o qualcosa di simile per rallentare appunto la velocità di questi ragazzi. Naturalmente via Marmolada sono 300 metri, 200 metri e la gente appunto mi ha chiesto se è possibile fare questo tipo di intervento. Grazie. Grazie consigliere. Prego consigliere Gradini. Grazie Presidente. Nella apposita commissione, testé citata dal Presidente Marbisan, sono intervenuto e ho messo a verbale perché esistono nel territorio del portoguarese altre situazioni del genere. Mi dispiace che il Presidente della Commissione non abbia citato questo mio intervento, che per fortuna è stato trascritto e diremo nei verbali. La realtà è che da anni attendiamo a San Nicolò in via Querini, dove le case popolari sono state assegnate, anche la consegna da parte dell'amministrazione regionale, cioè l'Ater,
con il Comune affinché le strade stesse che accedono a queste abitazioni, mi pare che siano 12 abitazioni, vengano regolarizzate in modo che sia permesso, sia concesso al Comune di Portogruaro di intervenire e quindi sistemare le vie di accesso a questi appartamenti. È importante questo argomento perché se non si regolarizza anche questa situazione, come se ne sono anche delle altre, c'è tira e molla da parte di Cater e del Comune per sistemare e mettere a posto, diremo, quelle strade. Con l'atto che va fatto e che va, diremo, che da tempo attende, diremo, l'intervento da parte del Comune e provocare quindi la consegna regolare di questi spazi, diremo, si potrebbe così dare soddisfazione al borgo, alla zona di San Nicolò, alla sistemazione delle strade e degli argini con i fossati vicini, perché così la gente possa vivere tranquilla e, diremo, non in pericolo. Quindi rinnovo questo argomento affinché, come è stato scritto nel verbale di commissione, oggi lo dico qui presente, si debba procedere quanto prima anche alla regolarizzazione di questa parte della città di Portogruaro. I cittadini sono uguali, come si diceva prima, la legge dice che sono uguali, diremo, davanti a tutti quanti i problemi, diremo, che si presentano nel territorio. Quindi invito i di dovere a procedere alle verifiche e a provvedere alla sistemazione di questa gravosa e, diremo, piuttosto antica situazione. Grazie. Grazie consigliere Gradini. Do la parola al sindaco che voleva dire in merito. Se ci sono altri interventi. Penso, il consigliere Zanco, prego allora. Prendendo atto a quanto detto poc'anzi, io volevo evidenziare, come è stato detto prima, che qui stiamo parlando di sistemare un'area, di sistemare una questione, una situazione che va dal 1972. Praticamente noi qua, almeno per quanto mi risulta, ci siamo trovati e ci troviamo tuttora a dover discutere su argomenti, su situazioni non definite. Qua si parla del 1972. Pertanto noi abbiamo trovato nel territorio di Portogruaro, ereditato dalle precedenti amministrazioni, tutta una serie di situazioni che adesso stiamo cercando di redimere. Lottizzazioni iniziate e mai portate a compimento, espropri che si potevano completare con semplici atti dovuti e che invece adesso abbiamo dovuto far intervenire, si è dovuto intervenire con atto notarile, perciò con maggiori spese da parte del Comune. Ecco, anche la situazione che ha detto poc'anzi il consigliere Barbisan, qui praticamente la delibera che si chiede è quella di permettere al Comune di Portogruaro di assegnare ai rispettivi privati di assegnare le aree che loro, le abitazioni che loro hanno già riscattato. Ecco, pertanto io voglio evidenziare questo, che questa amministrazione sta operando in questo senso. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Augusto, se ne vuole lo stesso dire due parole. Sì. Sì, confermo quando ha detto adesso il consigliere Zanco. Comunque ringrazio il consigliere Gradini, esattamente nell'animo di questa amministrazione stiamo sistemando con costanza alcune situazioni pregresse. Questa è la prima, lentamente vedremo di completare tutto il quadro delle problematiche. Ovviamente capite bene che dal 1972 molte cose sono state modificate, alcune convenzioni sono scadute, si tratta di riprendere in mano esattamente tutta la pratica. Non è una procedura facile, questa segnalazione ci è stata fatta in particolare da un signore anziano che come indicazione dava questo: io sono anziano, non voglio lasciare problematiche ai miei figli, vorrei chiudere. Quindi anche in quest'ottica andremo a accelerare i tempi, perché c'è tanto mi dà tanto, dal 72 in qua molte ce ne sono e comunque l'elenco c'è già. Grazie, sono sindaco. Consigliere Gradini, prego.
Grazie Presidente. Prendo atto delle parole, diremo, incoraggianti del signor Sindaco e avrò cura di informare i cittadini che mi hanno coinvolto dell'intenzione di risolvere questo problema. Grazie per la comunicazione. Grazie, consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, poche parole su questa questione perché è più che altro il concetto generale che ha una certa importanza. Allora, stiamo parlando del 1972, moltissime amministrazioni sono passate, il problema era rimasto, adesso speriamo di portarlo a buon termine. E come questa cosa, molte altre, l'ha accennato anche Gradini, sono rimaste indietro. Il sindaco nuovo entrante dovrà cercare con la sua buona volontà e l'impegno di sistemarne il più possibile. È certo una cosa da dire, che più vecchie diventano e più complicate sono e ingarbugliate. Quindi non andiamo tanto distante quando vogliamo dire, e vediamo se ci daranno la risposta, sull'entrata e l'esproprio del polo sportivo di San Nicolò. Perché qui, oltre ad esserci molti consiglieri presenti che sanno della questione, quindi potevano averla risolta benissimo in quel momento, oppure non si dava maniera di formare un polo sportivo che ha procurato degli impegni economici e che non si sa come andrà a finire. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Se non ci sono altri interventi io pongo in votazione la delibera. Chi è favorevole? Tutti favorevoli, quindi non ci sono contrari e quindi astenuti, quindi anche l'immediata esecutività. Grazie, chi è favorevole. La delibera è approvata. Passiamo ora al quinto punto all'ordine del giorno. Convenzione per la gestione in forma associata della funzione di polizia locale tra i comuni di Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria e Gruaro. Approvazione dell'adesione alla convenzione del comune di Telio Veneto. Esaminata la prima commissione, 19 giugno, chiedo per cortesia alla Presidente di relazionare. Grazie. Grazie Presidente, buonasera signor Sindaco, Assessore, consiglieri tutti. Martedì 20 giugno in Commissione è stato trattato l'argomento Convenzione per la gestione della funzione di polizia locale. I comuni di Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria e Gruaro hanno aggregato il servizio di polizia locale in modo da renderlo più efficiente con risposte sempre più pronte ed economicamente più sostenibile, con il modello di convenzione previsto dall'articolo 30 del TUEL. Il Comune di Telio, con nota del 3 aprile 2017, ha chiesto formalmente di aderire alla Convenzione di Polizia Locale portogruarese. Questo Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere sull'adesione del Comune di Telio per la gestione associata della funzione di Polizia Locale portoguarese a far data dal 1 settembre 2017. Grazie. Grazie consigliera. Ci sono interventi in merito? Consigliere Terenzi, prego. Sì, grazie signor Presidente. Noi su questa delibera esprimiamo quello che avemmo modo di esprimere in sede di approvazione della Convenzione, e cioè che questo accordo è un accordo che è molto distante da un'idea di fondo che secondo me andava alimentata e sulla quale bisognava trovare anche adeguati consensi, che è quello della costituzione del distretto di polizia locale, che dovrebbe avere un bacino di popolazione demografico di riferimento ben più ampio di quello che invece questa Convenzione in qualche modo propone. Noi abbiamo avuto modo di dire che vengono sostanzialmente messe insieme delle situazioni, virgolette, di debolezza, perché il comune, chiamiamo così hub, cioè riferimento,
in tutto ciò è il Comune di Portogruaro e naturalmente con questo il Comune di Portogruaro si rende disponibile per una come dire, convenzione dalla quale certamente vantaggi non ne trae. Noi avevamo avuto modo di comparare la soluzione che era stata adottata dal Comune di San Donà di Piave. Il Comune di San Donà di Piave si è consorziato col Comune di Venezia. Questa sì che è una come dire, soluzione, una soluzione forte, è una soluzione che in qualche misura rende ragione anche della complessità a livello amministrativo, ma soprattutto rende ragione anche della funzione di controllo del territorio e di controllo della viabilità che comunque la polizia municipale comunale ha. Quindi oltre al fatto che abbiamo ribadito ancora a suo tempo, questo a nostro avviso è virgolette un peccato d'origine dell'amministrazione, non c'è stato adeguato approfondimento e studio rispetto a questa vicenda. Ancora una volta si è adottata una convenzione di corsa senza approfondire adeguatamente il tema. Per cui per questi motivi, debolezza della soluzione e mancata approfondimento di una soluzione che a nostro avviso non genera valore aggiunto per il Comune di Portogruaro, noi ci asterremo. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. Allora siamo un attimino sulla stessa falsariga del punto che avevamo discusso il 18 aprile 2016, in cui c'era l'altra convenzione con il resto dei comuni. E anche in quell'occasione mi sono permesso di ricordare il fatto che il Comune di Portogruaro, avendo delle esigenze in base al territorio e assorbendo comuni molto più piccoli, specialmente Cinto, specialmente Gruaro, avrebbe avuto, secondo il nostro punto di vista, una carenza di organico, anche se il tutto va nella direzione di ottimizzare i servizi, ottimizzare i mezzi, ottimizzare i costi. È certo che però Cinto ha dato una unità, ad esempio per quanto riguarda i vigili. Lo stesso vale per Gruaro e adesso ci troviamo con Teglio che anche lui ha un'unica unità. E qualcuno potrebbe ribadire che ci sono state nel frattempo qualche assunzioni. Sì, se non mi ricordo male era stato detto che per l'ottobre 2016 dovevano esserci 4 unità in più. Non sappiamo esattamente se siano 4 unità in più, però ci sembra che ce ne siano meno, però rimane il fatto che comunque con una unità solamente da Teglio ci sarebbe sempre questo sbilanciamento. Quindi rimaniamo sempre dello stesso avviso dell'altra volta. Le idee sono molto, diciamo, potrebbero essere buone perché il contenimento dei costi, l'efficienza gestionale è lo stesso, però per avvicinare alle istituzioni la gente ci vuole una presenza fisica del tutore, in questo caso della viabilità, della sicurezza, e quindi anche noi ci riserviamo di vedere se nel prossimo futuro abbastanza vicino ci siano ulteriori assunzioni per mettere, diciamo, e dare l'adeguata servizio a tutti quanti i cittadini, perché continuiamo a aumentare diciamo, il controllo del territorio, però secondo il nostro punto di vista qualche unità operativa manca. Quindi anche noi in questo caso continuiamo con la stessa votazione dell'altra volta, quindi ci asterremo. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Consigliere Zanco, prego. Qui si sta ragionando della unione
di un servizio alla collettività. Una convenzione, cioè praticamente ci sono alcuni comuni che convengono un servizio da prestare al loro territorio. Ora io prendo atto che capofila di questa iniziativa può essere il Comune di Portogruaro, che è il più grande, il più ampio, però dobbiamo anche prendere atto che i comuni tipo Gruaro, tipo Teglio, che hanno un vigile solamente, questo vigile come può prestare un servizio completo al suo territorio, anche se piccolo? A questo punto noi dobbiamo cercare di capire, noi qua stiamo parlando che abbiamo difficoltà di fare o di prestare un servizio unendoci tra comuni limitrofi con Termini, mentre da qualche altra parte si sta parlando di macro regioni, si sta parlando di cercare di unire le regioni una con l'altra per cercare di creare delle ottimizzazioni nei servizi. Ieri sera, se non vado errato, c'era anche il comandante dei vigili che ci ha evidenziato la bontà di questo tipo di servizio. Ora, se noi cominciamo ad avere la preoccupazione perché il Comune di Portogruaro si troverà, in quanto capofila, in quanto città più importante, si troverà a dover prestare un servizio aggiunto ai comuni limitrofi come Gruaro, Teglio e Cinto, Caomaggiore. Cerchiamo di capire l'importanza che può avere un'iniziativa del genere. Mi pare di aver capito che anche a livello che la Regione è particolarmente sensibile a questo tipo di iniziative, tant'è vero che è disponibile anche ad erogare contributi anche importanti perché ci siano queste unioni di servizi. Pertanto io posso capire la perplessità nella forma, nel modo, gli atti come si fanno, ma gli atti si possono anche leggere, si possono anche studiare, si possono anche correggere, però a un certo momento io credo che sia importante arrivare a questo tipo di servizi. Perché? Perché in questo modo qua il servizio che viene prestato sempre lo stesso servizio ad una collettività più ampia. Perciò senz'altro faremo del bene e daremo un valore aggiunto al tipo di attività che viene svolto dalla polizia locale, accomunando e accorpando questo servizio tra i vari comuni. Io mi auguro, spero che questa perplessità da parte di alcuni venga superata ragionando e cercando di trarre delle considerazioni guardando alla cosa più importante, a quella della prestazione del servizio uguale in un territorio più ampio, uguale per tutti. Questo è quello che io penso. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Consigliere Zanin e poi a seguire consigliere Gradini. Prego. Allora, io ero in commissione e ho espresso alcune domande al comandante Poles, il quale mi ha riferito che il 1° luglio verrà in carico una nuova risorsa umana, il vigile, che poi a concordia che all'interno della convenzione sarà l'assunzione di 1 o 2 persone addette appunto alla vigilanza, però a tempo determinato, che probabilmente avranno un contratto con scadenza a settembre. Considerando che entra appunto un altro comune, già ora si denotano delle mancanze nell'attività di polizia urbana, credo che sia opportuno anche chiarire qual è il tipo di organizzazione che sta
in questo momento di come si stia congegnando l'organizzazione interna del lavoro, perché altrimenti rischiamo di peggiorare ulteriormente il livello nel comune di Portogruaro di quella che è la vigilanza, la sorveglianza e che non è solo stradale ma riguarda anche altre attività edilizie e collegate. Già eravamo deboli prima e credo che continuando a portare dentro altre debolezze non si risolva assolutamente il problema né per Portogruaro né per gli altri comuni. Credo che sia opportuno ritornare al piano previsto dal distretto, nel quale era previsto anche l'inserimento del comune di San Michele, che è importante, che nel periodo invernale da ottobre a marzo può contare su un personale in numero adeguato e tale da poter garantire un servizio anche ai comuni dell'entroterra. Grazie. Grazie consigliere Zanin. Consigliere Gradini. Grazie Presidente. Io non ricordo come era composta la commissione ieri sera, non mi ricordo più il momento giusto, dove è intervenuto un funzionario, diremo, e ha spiegato con dovizia, diremo, quello che stanno preparando, si sta preparando e che si sta per organizzare, anche perché il corpo dei vigili sta mutando, conseguenza anche del pensionamento. C'era però presente, e qui ne do atto, il signor Sindaco, il quale ha risposto e ha fatto delle domande precise, per cui la lezione fatta da quel funzionario, diremo, a pagamento tra l'altro veniva, è stata, diremo, piuttosto interessante e prevede, diremo, l'utilizzazione di tutti quanti i punti fermi, i punti, diremo, dei vigili dei paesi che abbiamo appena citato. È stato interessante, io non sono intervenuto perché avevo già seguito e già assaporato certe, diremo, informazioni nel tempo passato, però io non mi ricordo se lei c'era, Zanco, quella sera, ieri sera, l'altra sera, nella commissione. Quel funzionario ha spiegato bene quello che è il progetto. Com'è? Era il funzionario della Maggioli? Sì, ha ragione. Io invito della Maggioli. Com'è? Era della Maggioli, della sì, esatto. Io invito il sindaco, se ritiene opportuno, di fare un piccolo intervento e dire con parole proprie, perché è intervenuta in dettaglio, per far capire che c'è in atto un qualche cosa di nuovo dove verranno utilizzati tutti quanti, diremo, le forze giovani, perché qui i vecchi stanno per andare via, a beneficio del territorio tutto, perché è tutto un territorio che viene poi fuso in un'unica, diremo, realtà. Quindi diciamo che non si capisce, non si è capito, diremo, quello che è il progetto, quello che è il futuro, non se sarà garantita, diremo, la sorveglianza e l'intervento, diremo, del corpo dei vigili. Io personalmente non sono intervenuto, ripeto, perché poi ha parlato il sindaco molto bene, diremo, ritengo che il progetto sia valido, va sostenuto, va perseguito, diremo, in modo che tutti noi, da Teglio a Groaro, quelli che sono anche i piccoli paesi, tutti partecipano alla soluzione e quindi alla protezione del nostro territorio. Grazie. Lei, consigliere Zanin, ha dovuto andare via prima perché aveva una riunione di... Sì. Signor Sindaco, vuole dire... Prego. Intanto c'è da fare un distinguo. Stasera noi andiamo a proporre l'approvazione dell'ingresso del Comune di Telio Veneto in una cosa che si chiama convenzione. Ieri sera abbiamo discusso di un altro argomento, abbiamo parlato di un discorso di unione di servizi. Le varie forme di associazione tra comuni quindi possono essere la convenzione di cui discutiamo stasera, l'unione dei servizi e la fusione dei comuni. La fusione ovviamente riguarda un ambito assolutamente diverso perché prevede il voto da parte dei cittadini e comunque prevede anche una formazione, una partecipazione ad un percorso diverso che è quello di mettere insieme una serie di realtà territoriali sotto anche l'aspetto
di gestione centrale. Ieri sera quindi si è parlato del concetto di unione dei servizi. E perché ne abbiamo parlato? Perché in conferenza dei sindaci, all'interno dei contributi di legge 16, 8 comuni hanno condiviso l'idea della necessità di valutare nel dettaglio non solo uno studio di fattibilità, perché di studi di fattibilità ne abbiamo fatti molti con Wegal, di valutare l'opportunità pratica di andare verso un'unione di servizi. Ieri sera c'è stato il primo momento di presentazione di alcuni dati. Ovviamente questi dati devono essere analizzati in maniera molto precisa, devono essere ampliati e devono tener conto di tutte le potenzialità di ogni singolo comune, oltre a essere ovviamente presentati anche ai cittadini. I 3 settori nei quali il comune di Portogruaro, Telio Veneto, Cinto Cammaggiore, Fossalta di Portogruaro, Annone Veneto, Gruaro, Pramaggiore, ne manca uno? No, sono 8. Cinto Cammaggiore, Concordia, Sagittaria, hanno condiviso la necessità di fare uno studio più approfondito. I 3 settori quindi sono polizia locale, servizi sociali e protezione civile. Perché sono stati individuati questi 3 settori? Perché in questi 3 settori già ci sono delle ottime basi di discussione e di verifica. Per la polizia locale, perché ormai da diversi anni è in atto un percorso di convenzione che a detta di tutti i sindaci e anche a detta dei cittadini ha dei risultati molto positivi per quanto riguarda la presenza sul territorio. Ricordo che all'anno scorso la presenza sul territorio da parte delle pattuglie era limitata al 33%. Oggi abbiamo raggiunto la soglia oltre il 50% rispetto alle ore effettivamente prestate. La gran parte dei servizi di polizia locale erano servizi interni, servizi legati alla preparazione dei bandi e delle manifestazioni di interesse, oltre alla redazione di verbali, alla predisposizione dei documenti per la riscossione delle multe. Ovviamente, razionalizzando, si ottiene un miglioramento con maggiore presenza verso l'esterno, e questa a detta di tutti i sindaci dei comuni attualmente previsti in convenzione. Quindi sì, è vero, se da un lato si acquisisce numero 1 personale dal comune di Telio Velio, in questo caso in convenzione, dall'altra attraverso la gestione coordinata e condivisa di un intero territorio, che poi ricordo, le strade non partono dall'estremità di Portogruaro per arrivare all'altra estremità di Portogruaro, attraversano numerosi comuni, quindi attraverso ad esempio la condivisione degli acquisti delle telecamere di videosorveglianza si può razionalizzare il servizio di controllo del territorio, attraverso la gestione di una centrale unica c'è un unico punto di controllo di tutti i varchi, attraverso la condivisione di un percorso di sorveglianza con le altre forze di polizia si possono creare dei punti di ingresso all'intero territorio assolutamente monitorabili e assolutamente da poter segnalare alle forze di polizia, come dicevo prima, carabinieri o commissariato. Tornando al discorso dell'unione dei servizi, si è condiviso quindi di valutare le funzioni di polizia locale e servizi sociali, anche questo per una questione, per un discorso legato a qualcosa che c'è già in essere. Con il comune di Cinto Cammaggiore e il comune di Telio Veneto sono già dei servizi che condividiamo, sia per i servizi sociali sia per la centrale unica di committenza. Quindi a questi 8 sindaci pareva utile iniziare a valutare dei servizi che potevano essere in qualche modo già strutturati in maniera positiva. Questo non vuol dire che si sia in fase finale, significa che stiamo affrontando seriamente un argomento che in relazione a una legge regionale e in relazione a quanto viene dato come contributo per lo studio
dell'Unione dei Servizi dei Comuni viene dato a legge 16, a noi sembrava una cosa, anzi a noi, no a noi, alla conferenza dei sindaci sembrava corretto affrontare. L'altro tema riguarda il discorso di protezione civile. Anche questo è un servizio ampiamente condiviso dai comuni, che se attualmente viene condiviso solo unicamente attraverso le telefonate tra sindaci, per cui se il sindaco di Annone Veneto ha un problema, il sindaco del comune di Portogruaro attiva la sua protezione civile in quel di Annone Veneto, capite bene che avendo un servizio coordinato si supera questo momento e si arriva a una gestione migliore e ottimale dell'emergenza. Si intende anche che un territorio più ampio, che se dovesse comprendere tutti gli altri comuni arriverebbe ad un bacino di utenza di 55.000 persone, queste 55.000 persone hanno un peso maggiore anche per quanto attiene il discorso dei contributi. Ultimo passaggio che abbiamo fatto volutamente in Commissione, perché non è stato determinante per la scelta, riguarda, come citava prima il consigliere Zanco, i contributi che Regione Veneto potrebbe erogare in caso di unione dei servizi. Non siamo andati neanche a citare l'importo perché ci sembrava riduttivo puntare a questo, sapendo bene che altre unioni che avevano mirato all'erogazione del contributo da parte della Regione Veneto sono miseramente fallite. Quindi non volendo incorrere in questa problematica abbiamo affrontato primariamente degli aspetti tecnici di gestione. Quindi stasera, ripeto, non stiamo parlando di unione dei servizi perché si vedrà col tempo, se sarà il caso, stasera stiamo parlando di convenzione con un altro Contaglio Veneto. Grazie. Grazie signor Sindaco. Consigliere Gradini, prego. Grazie Presidente. Forse a me è sfuggito, potrei dire qualche cosa non di preciso, ma mi scusi signor Sindaco, ieri sera non si è parlato di Fossalta di Portogruaro che invece adesso lei ha citato. In questo gruppo di comuni non c'è Fossalta di Portogruaro perché è vincolata a San Michele, è vero o non è vero? Perché qui non corrisponde Fossalta. Ieri sera si è parlato che Fossalta è collegata con San Michele. Ora, precisiamo questo particolare. Sì. In conferenza dei sindaci, gli 8 comuni che hanno dato la disponibilità alla verifica della prima fase di accesso all'Unione sono stati 8, compreso il comune di Fossalta di Portogruaro. In fase successiva, quando, ripeto, questa è una fase preliminare, in fase successiva, quando si andranno a dettagliare effettivamente il numero di dipendenti, le spese, come può essere organizzata l'Unione, che è un organo diverso dal Comune e quindi deve essere valutato assolutamente nel dettaglio, in fase successiva ci possono essere dei comuni che autonomamente decidono di non proseguire nel percorso, altri che decidono di continuarlo. Quindi Fossalta di Portogruaro a pieno titolo ha fatto parte dei comuni di primo studio di avvio all'unione dei servizi, dovrà valutare, ovviamente essendo in convenzione col comune di San Michele al Tagliamento, l'opportunità di mantenersi all'interno dello studio oppure decidere di interrompere il percorso. Ovviamente per rispetto dei cittadini di Fossalta, per rispetto del comune di Fossalta, non ci è sembrato corretto escludere nessuno, perché ricordo che anche il comune di Annone Veneto è in convenzione col comune di Taglio Veneto, eppure a tutt'oggi il comune di Annone Veneto sta valutando assieme agli altri le possibili opportunità. Grazie, signor Sindaco. Consigliere Moro, prego. Grazie Presidente. Anch'io ero presente alla Commissione e mi ha colpito in maniera molto positiva quanto il tecnico della Maggioli ha spiegato a noi consiglieri circa la bontà di queste unioni e semmai in futuro anche fusioni da parte dei comuni. Beh, mi ha colpito in particolar modo gli aspetti negativi, gli ostacoli che trovano queste procedure. Un primo ostacolo è quello della fusione dei regolamenti. Allora dico, ma come può essere
che un comune limitrofo come Teglio Veneto, in funzioni come quella dei servizi sociali, abbia regolamenti diversi o in altri ambiti, come può essere quello della polizia urbana o della protezione civile, appunto abbiano regolamenti diversi, e questa è la realtà invece italiana. Quindi la prima cosa da unificare attraverso queste modalità appunto di unione è quella di unificare i regolamenti. Subito dopo, e qua faccio il primo appello a noi politici locali, ai cittadini e a tutti gli italiani, che è quello di mentalità da una parte, questa mentalità legata ancora ai campanili, e diciamo di tipo politico, di aspetto politico, che è il controllo del territorio. Allora io dico, in un mondo che cambia, in un mondo che vede l'Italia sempre più debole, dobbiamo imparare a superare questo tipo di mentalità, questo tipo di ostacoli, e favorire invece questi processi. Ricordo che in questo weekend è avvenuto un fatto molto importante. Sono di fatto fallite 2 banche venete di rilevanza nazionale, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Un aspetto gravissimo che ha fatto sparire in Veneto 12 miliardi di euro, e che vedrà nei prossimi mesi l'acquisto di queste banche da parte della prima banca privata nazionale, che è Banca Intesa. Allora, a livello bancario agiamo già a livello nazionale, a livello europeo. A livello politico non riusciamo a metterci d'accordo con i cittadini di Teglio Veneto. Deve iniziare prima di tutto da questi consigli comunali e poi anche a livello di cittadini, tutti noi italiani. Se vogliamo un futuro di maggior qualità, un futuro un po' più ricco, un po' diciamo meno peggio dell'attuale, dobbiamo cambiare e quindi abbracciare questo tipo di modalità di unione di funzioni e semmai prima o poi anche di fusione. Grazie consigliere Moro. Consigliere Terenzi, prego. Sì, io prendo atto e ringrazio anche di questo la signora Sindaco, perché ha riproposto un tema, prendendo spunto dai lavori della Commissione, ha proposto un tema sul quale noi ci eravamo già espressi positivamente, però vorrei riportare il tema sull'ordine del giorno, cioè stiamo parlando della convenzione già in atto per allargare al Comune di Teglio Veneto. Consigliere Zanco, siamo perfettamente d'accordo sui principi, perché noi stessi da questi banchi abbiamo parlato spesso del ruolo di Portogruaro, che deve essere un ruolo come dire, di impulso, di promozione, per offrire i servizi, per offrire ai cittadini anche di un comprensorio più ampio dei servizi importanti, qualificati e socialmente rilevanti. Per questo non abbiamo capito, ad esempio, perché avete chiuso, voi di questa maggioranza avete chiuso l'ufficio di giudice di pace, non abbiamo capito. Così come non abbiamo capito e continuiamo a non capire perché alcune istituzioni che hanno anche una storia profonda, radici profonde e che servono giusto appunto ancora un bacino di riferimento molto più ampio al Comune di Portogruaro, stentino a trovare da parte vostra soluzioni che garantiscano stabilità e futuro. Mi riferisco alla Fondazione Santa Cecilia e mi riferisco al polo universitario. Quindi con noi la questione delle unioni e semmai delle fusioni è come sfondare una porta aperta. Il problema però qui è un altro, vede, consigliere Zanco, perché dai principi e dalle visioni poi si passa al fatto concreto. E noi abbiamo chiesto tante volte, e per questo che noi non abbiamo condiviso questa convenzione, abbiamo chiesto tante volte di comprendere quali fossero le ricadute sul piano amministrativo, lavoro della Polizia Municipale, sul piano amministrativo, sul piano della sicurezza dei cittadini per quanto compete alla Polizia Municipale e sul piano della sicurezza del controllo stradale e del controllo del territorio,
quali fossero le ricadute derivanti da questa convenzione, da questo accordo. Perché, torno a dire, abbiamo la sensazione che accanto a un polo, quello di Portogruaro, si stiano mettendo insieme tante debolezze. Questo è il vero tema. E noi non abbiamo avuto il piacere, e avremo il dovere, di capire quali sono le conseguenze di determinati atti che noi assumiamo in questo Consiglio. Tutto qua. Quindi io ho letto i documenti, consigliere Zanco, ho la stessa sua convinzione che dobbiamo andare verso l'aggregazione, però c'è modo e modo, consigliere Zanco, mi consenta, c'è modo e modo. Noi continuiamo a conservare perplessità verso questo modo di procedere step by step, stiamo procedendo un po' così, strada facendo, senza avere... Io sono invece dell'avviso, signora Sindaco, che i piani di fattibilità sono utili, perché i piani di fattibilità ti consentono di comprendere gli obiettivi generali che tu vuoi perseguire, la direzione, e ti consentono anche di comprendere quali risorse sono necessarie per mantenere dei livelli standard adeguati nei servizi. Questo mi dispiace, io non l'ho capito, o non l'ho capito io, o sono stato assente in momenti particolari, non lo so, ma questo percorso di approfondimento io in commissione non l'ho visto. Ho continuato a ricevere indicazioni molto di sistema, ho continuato a ricevere indicazioni di principio, ma su queste precise domande di carattere gestionale noi risposte non ne abbiamo avute. È per questo che continuiamo a mantenere perplessità. Ben venga questo rafforzamento e questo aumento della platea dei comuni che vogliono andare verso l'unione di determinati servizi, se ne sta parlando già da tempo. Ricordo che il Vegal già aveva fatto delle prospettive anche abbastanza dettagliate e delineate da questo punto di vista, e su questo noi ci saremo, perché ci mancherebbe. Però noi consiglieri abbiamo il dovere di comprendere quali sono le conseguenze dirette nella gestione dei servizi e per gli standard da assicurare ai cittadini rispetto a determinate determinazioni, scusate il bisticcio di parole, che noi andiamo ad assumere in questo Consiglio Comunale. Questo per chiarire, per precisare rispetto alle cose che il collega Zanco ha detto a fronte del mio intervento. Grazie, precedente. Grazie, consigliere Terenzi. Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. No, volevo aggiungere solamente qualcosa, perché è giusto il discorso di dire non bisogna guardare al campanilismo e va bene, andiamo verso l'unione dei comuni e quant'altro, proprio per il fatto che l'unione permette ad avere tramite gli organi superiori dei fondi e dei soldi maggiori. Ebbene, e fin lì ci siamo. Però ci sono due cose fondamentali. Allora, noi avevamo già l'altra volta ribadito che assumendo delle entità più deboli, che erano in quel caso lì non tanto Concordia, anche se aveva qualche numero inferiore, ma sicuramente Cinto e Gruaro, eravamo già in difficoltà. Quindi volevamo vedere dei numeri, ho riparametrato il personale, perché dopo logicamente anche se uno è sotto, siamo in sottopersonale, lavora male il personale, il servizio è anche peggiore. Quindi ben venga il discorso di fare, l'abbiamo detto già prima e abbiamo ribadito, per i costi e per quant'altro. Però per quanto riguarda il servizio, secondo noi, e bisogna veramente sottolineare il servizio per Portogruaro, questo è il Consiglio Comunale di Portogruaro, siamo stati eletti, noi almeno, dai cittadini di Portogruaro, quindi è già bene che diciamo che stiamo a vedere e ci asterremo, come ci siamo astenuti l'altra volta, quindi non abbiamo dato un parere negativo. Solamente che non siamo del tutto convinti, anche perché non abbiamo completamente i numeri, che forse voi avete visto in maniera più dettagliata di come stanno procedendo sia le assunzioni, sia per quanto riguarda l'organico dei vigili o quanto potrà essere, avete il quadro migliore del nostro, per cui noi, ribadisco, ci asteniamo, che non è un giudizio negativo, è un giudizio di attesa, ma non è negativo proprio per il fatto che capiamo la bontà del progetto in sé, però effettivamente dal lato pratico
Portogruaro è il territorio di Portogruaro, ne viene a soffrire, perché la presenza fisica, quindi il numero degli addetti, degli agenti e quant'altro, ha il suo valore, ha il suo peso. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione la convenzione. Chi è favorevole? Quindi sono 9 e una 10 con il consigliere Gradini. E non c'è la consigliera Manzato. Sì. Chi è contrario? Chi si astiene? 5 astenuti. Il resto. E pongo in votazione per cortesia anche immediata esecutività. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? Chi si astiene? La convenzione è approvata. Grazie. Sono domande, attualità, interrogazioni e interpellanze. Qui abbiamo solo una interrogazione fatta dal centro-sinistra Più Avanti Insieme. Progetti, integrazione, attività, coinvolgimento richiedenti asilo presenti nel territorio comunale. Chiedo per cortesia al gruppo di leggerla. Grazie Presidente. L'epocale migrazione che sta attraversando l'Europa lungo le rotte balcaniche e del Mediterraneo, a causa principalmente dei conflitti che stanno devastando la Libia e la Siria e della grave instabilità che affligge altre parti del continente africano, sta interpellando l'Europa, ma le stesse comunità locali. Il problema da globale è diventato locale. Le istituzioni e le comunità locali dovranno fare la loro parte per contribuire a risolvere nell'immediato l'emergenza umanitaria che coinvolge una parte significativa di umanità che è sofferente e che chiede accoglienza e solidarietà. Le forze politiche, anche a livello locale, che fanno della paura del migrante uno dei cavalli di battaglia elettorali, non contribuiscono certamente a risolvere il problema, dimostrando inconsapevolezza rispetto ad un tema che ormai è diventato strutturale e che chiede risposte politiche intelligenti e lungimiranti, capaci di contemperare umanità, accoglienza, integrazione, sicurezza e legalità. Il tema meriterebbe un'analisi ed un approfondimento più ampi, collegati anche alle politiche nazionali ed europee, ma quantomeno nell'ambito della rappresentanza locale e nell'immediato sarebbe necessaria una programmazione di attività e di progetti di integrazione rivolti ai richiedenti asilo già ospitati nella nostra comunità. Il 12 aprile scorso il Parlamento ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge 17 febbraio 2017 numero 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. Tra le diverse norme introdotte con tale provvedimento, tra cui i nuovi centri di permanenza per il rimpatrio, le semplificazioni per le procedure riguardanti le notifiche degli atti ai richiedenti asilo da parte delle commissioni territoriali, eccetera, vi è anche una norma che coinvolge direttamente i comuni. Infatti i prefetti, d'intesa con i comuni, sono chiamati a promuovere ogni iniziativa utile a favorire l'impiego dei richiedenti protezione internazionale su base volontaria e gratuita nello svolgimento di attività con finalità di carattere sociale in favore delle collettività locali, al fine di favorire l'integrazione nel tessuto sociale della località in cui sono ospitati. I comuni, pertanto, potranno predisporre a questo scopo progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. Peraltro il decreto legge 193 del 2016, convertito nella legge 225 del 2016
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, ha disposto misure finanziarie a favore dei comuni coinvolti in materia di accoglienza di stranieri. È stato previsto, tra l'altro, il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dai comuni ed ha integrato la disciplina dei cosiddetti patti di solidarietà fra enti territoriali, inserendo i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale tra quelli beneficiari in via prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla Regione in favore degli enti locali del proprio territorio. Lo svolgimento volontario da parte degli immigrati di attività socialmente utili avrebbe diversi vantaggi, contribuendo a creare un terreno fertile per una più efficace integrazione nel tessuto sociale, capace di prevenire eventuali tensioni e conciliando la necessità di non vedere giovani inattivi con l'esigenza di realizzare alcune attività manutentive finalizzate a migliorie in ambienti immobili e spazi della comunità. L'impegno dei migranti, anche attraverso le associazioni del privato sociale e del volontariato, dovrebbe essere finalizzato a svolgere lavori e attività non concorrenziali e ad integrazione rispetto a quelle svolte dai lavoratori locali, per esempio nell'ambito della pulizia delle strade, della cura del verde pubblico, della cancellazione delle scritte sui muri, del decoro urbano o di aree che possono essere restituite all'utilizzo sociale. Queste esperienze, precedute da corsi sulla sicurezza dei lavoratori e su competenze e mansioni necessarie, risultano positivamente sperimentate in molte città, tra cui la vicina San Donà di Piave, Dolo, Mira, Fiesso d'Artico, Casier, Vicenza, Nogara, solo per citare alcune città del Veneto. In molte città i progetti rivolti alla conoscenza reciproca e quindi alla tolleranza ed integrazione sono organizzati direttamente dalle amministrazioni comunali o mediante la collaborazione con le associazioni e le scuole. Molti sono i progetti e le attività per l'accoglienza e l'integrazione che vengono attivate direttamente o in collaborazione con associazioni da altri comuni anche a livello territoriale locale. Molte le attività che vengono svolte dal privato sociale e dal mondo del volontariato locale anche a Portogruaro. I temi sottolineati sono delicati e complessi, ma non possono essere ignorati, soprattutto dalle istituzioni. Risulta pertanto importante conoscere qual è a riguardo la programmazione di iniziative a breve e medio termine da parte dell'amministrazione comunale di Portogruaro. Il comportamento che pare abbia adottato l'amministrazione comunale riguardante la presenza di richiedenti asilo a Portogruaro, compreso la frazione di Lugugnana, sembra caratterizzata da un perdurante silenzio e dalla mancanza di una qualsiasi informazione e trasparenza sui numeri, nazionalità, ospitalità, condizioni di vita dei migranti ospiti a Portogruaro e in particolare a Lugugnana. Un disinteresse manifesto verso le modalità di vita e di permanenza dei migranti nel nostro territorio, una mancanza di qualsiasi programmazione di attività finalizzata all'integrazione, un'assenza di supporto e di collaborazione nelle attività svolte dal privato sociale e dal volontariato, che di fatto sostengono in toto il perseguimento di obiettivi civici e solidari. A fronte di questo disinteresse, di questa assenza di informazione e mancanza di collaborazione, risulta che il Comune di Portogruaro sia beneficiario di un contributo di circa 30.000 euro derivanti proprio dal Fondo di solidarietà di cui al Decreto Legge 193/2016 a titolo di fondi per la solidarietà dello Stato ai comuni che registrano la presenza nel proprio territorio di richiedenti asilo, che comporti l'offerta di servizi indifferibili erogati ai richiedenti asilo stessi, contributo per il quale il Ministero auspica, ovviamente,
un utilizzo per progetti e servizi di solidarietà sociale. Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri, Terenzi, Zanin, Pizzolito e Drigo, presentano ai sensi dell'articolo 33 del regolamento del Consiglio Comunale interrogazione per conoscere quanti sono i richiedenti asilo ospitati oggi a Portogruaro nei diversi alloggi, distinti per età, per nazionalità di provenienza, per religione e per lingua. Quanti sono i richiedenti asilo ospitati in particolare a Lugugnana, distinti per età, per nazionalità di provenienza, per religione e per lingua? Quanti sono i minori non accompagnati, distinti per località di residenza? Quali sono state le attività finalizzate a promuovere l'accesso dei ragazzi stranieri a spazi e progetti rivolti a tutti gli adolescenti? Quali sono le attività per l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri in città, svolti con la collaborazione attiva del Comune, tra cui progetti di alfabetizzazione e di supporto linguistico, di facilitazione dell'inserimento scolastico dei minori, di integrazione culturale, scolastica, civile e sociale degli immigrati di seconda generazione, ossia i figli dei cittadini di origine straniera, di conoscenza e di confronto interculturale nella scuola e nella comunità, di informazione e formazione verso richiedenti asilo sui diritti e sui doveri derivanti dalla convivenza civile e democratica, di organizzazione di momenti conviviali e di condivisione nella comunità per accrescere la reciproca conoscenza? Quali sono i progetti attivati dall'amministrazione comunale per l'inserimento attivo dei richiedenti asilo in lavori socialmente utili ed interventi di pubblica utilità? Se risulta vero che il Comune sia destinatario di un contributo ai sensi del decreto legge 193, convertito nella legge 225, a quanto ammonti precisamente e come l'amministrazione comunale intenda utilizzare le somme ricevute derivanti dal Fondo di solidarietà dello Stato per i comuni nei quali siano presenti i richiedenti asilo. Grazie. Grazie consigliere Terenzi, do la parola all'assessore Toffolo per la risposta. Prego assessore. L'Italia è un paese di forte migrazione fin dalla sua unità e fino al dopoguerra, dalla sua unità fino al dopoguerra. È diventata, dopo gli anni 60, una terra di immigrazione da paesi con economie più deboli. Il primo afflusso si è verificato negli anni 70, per esempio le colf dai paesi latinoamericani, operai, braccianti, ambulanti dai paesi del Nord Africa. Poi vi è stata una successiva, immigrazione verso gli anni 90, in seguito alla caduta del muro di Berlino, dai paesi dell'est, in particolare Albania, Romania ed altri ancora, con le professionalità dell'edilizia e della cura agli anziani, in particolare alle badanti. Dopo il 2000, i flussi dall'est, Romania ma anche Moldavia e Ucraina, accanto a quelli dell'estremo oriente, Bangladesh, India, Filippine e Cina, si sono ulteriormente incrementati a scapito di quelli magrebini e nordafricani in genere. Gli immigrati, in questo caso, venivano occupati in settori dell'economia primaria o secondaria, per i quali i cittadini italiani non avevano più dimostrato interesse, in quanto il loro livello di istruzione era più elevato ed il mercato del lavoro era tale da permettere loro il pieno impiego nel settore economico terziario. Fin qui i flussi erano contenuti, anche se incrementati, e seguivano vie ufficiali e controllate, permessi di soggiorno, contratti di lavoro regolari, rapporti con le strutture amministrative e governative corretti, anche se ovviamente anche complessi. In questi ultimi 10 anni sono sorte diverse associazioni di volontariato che davano il supporto tecnico e affettivo a queste persone che lontane da casa dovevano affrontare lavori a volte pesanti. Per rispondere a queste esigenze, anche il Comune di Portogruaro istituì nel 2005 uno sportello di assistenza amministrativa alle persone immigrate denominato Sportello Abramo, con il sostegno di gran parte dei comuni del nostro territorio. Tale sportello è tuttora attivo e la nostra amministrazione ha continuato a sostenerlo.
Il Comune, inoltre, ha sempre dato un contributo economico alle associazioni che si occupavano anche di queste tematiche, riconoscendone anche il valore con un contributo, per esempio, specifico recentemente attribuito anche alle associazioni migranti. Quindi la solidarietà verso gli immigrati regolari è un valore che va difeso e condiviso anche perché queste persone, avendo scelto di venire a lavorare in Italia, sicuramente ne condividono i valori fondanti. Essi sanno bene anche che la loro presenza va coniugata con rispetto delle regole e della cultura del paese che li ospita. Le leggi di un paese non solo vanno rispettate, ma non devono essere modificate per accondiscendere a chi chiede ospitalità. La stessa Corte di Cassazione ha emesso recentemente una sentenza su questo argomento. Dice la Corte: gli immigrati che hanno scelto di vivere nel mondo occidentale hanno l'obbligo di conformarsi ai valori della società nella quale hanno deciso di stabilirsi, ben sapendo che sono diversi dai loro, e non è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante. In una società multietnica, prosegue il verdetto della Suprema Corte, la convivenza fra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l'identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. Se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine, in consonanza con la previsione dell'articolo 2 della Costituzione che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante. E fin qui la sentenza della Corte. La difesa dei valori fondanti della nostra società occidentale, inoltre, deve essere mantenuta viva, secondo il nostro avviso, anche per rispetto verso coloro che hanno lottato e sono morti per gli stessi. Negli ultimi 5-7 anni, invece, si sta assistendo a qualcosa di diverso, e cioè si sta passando da movimenti di immigrati regolari sotto controllo a fenomeni di migrazioni di popolazioni. Migrazioni che ricordano le migrazioni epiche dei secoli precedenti, spostamenti cioè di intere popolazioni da un posto all'altro della terra, saltando sia quelli che sono i canali legali dell'immigrazione regolare, sia il rapporto con le esigenze occupazionali di un paese e le sue reali possibilità di accoglienza. È naturale quindi che fino a che il fenomeno dell'immigrazione è contenuto nei numeri e soprattutto governato dalla volontà di venire in un paese ospitante al fine di lavorare e migliorare le proprie condizioni di vita, rispettando quindi le tradizioni e gli usi delle popolazioni ospitanti, tutto è sotto controllo e ai cittadini locali il fenomeno appare sopportabile se non auspicabile in certi settori. Allorquando tale fenomeno assume invece proporzioni più cospicue e sfugge al controllo degli organi amministrativi del territorio, esso assume un'importanza sociale ed economica ben diversa. Saltano le regole, saltano le proporzioni nella composizione della società, saltano la sicurezza sociale e anche quella fisica. In una situazione di povertà crescente nella popolazione italiana è molto difficile accettare anche l'onere della solidarietà. La solidarietà verso chi soffre, che pure gli italiani hanno sempre dimostrato in situazioni di difficoltà, è in questo momento storico citata a sproposito e al di fuori del contesto geopolitico di cui parliamo. Essa, come giustificazione dell'operato del governo e di altre organizzazioni ufficiali, ci appare fuorviante, in quanto altera quelli che sono i reali giudizi economico-sociali formulabili per questo fenomeno. In primis, ciò che gli italiani si sono conquistati in termini di benessere e pace sociale non è stato regalato, ma è frutto di tanti sacrifici e lotte dei nostri predecessori. In secondo luogo, la disponibilità ad aiutare non è illimitata, ma deve essere proporzionata a quanto è possibile dare in termini assoluti. Pertanto, vista la portata del problema, saranno l'Europa e le Nazioni Unite a cercare di dare una risposta. Esse dovranno agire in due direzioni.
Da una parte si potrà aiutare chi fugge da guerre e da persecuzioni politiche o religiose, ma dall'altra nel far questo si dovranno tutelare i propri cittadini, sia nella loro sicurezza economica sia in quella sociale, culturale e religiosa. Per quanto riguarda il controllo del fenomeno migratorio, la stessa Unione Europea ha stabilito delle norme particolari contenute nella Convenzione di Dublino del 97, sostituita dal successivo regolamento nel 2003. Quest'ultimo regola le modalità di registrazione di immigrati clandestini, e cioè di persone che entrano senza un regolare titolo per l'espatrio, i quali, se richiedono lo stato di rifugiato per motivi di protezione umanitaria o l'asilo politico per motivi di persecuzione politico-religiosa, possono restare nel territorio di uno Stato dell'Unione, registrarsi nel primo Stato dell'Unione in cui entrano e aspettare in determinate strutture note e controllate dallo Stato stesso l'esito delle richieste sopra menzionate. Una volta ottenuto il titolo provvisorio per risiedere nello Stato registrante, escono dal programma di protezione e possono poi muoversi all'interno dell'Unione Europea con determinate modalità. Da ciò ne deriva che la gestione dei richiedenti asilo è a carico dello Stato, il quale, attraverso le prefetture ed il braccio operativo di cooperative convenzionate, organizza la loro gestione, usufruendo dei finanziamenti che giungono dalla Comunità Europea, famosi 35 euro. Inciso, faccio un inciso storico. Nel 2015, di fronte all'improvviso esodo legato all'aggravarsi della guerra in Siria, la Germania ha sospeso di sua iniziativa l'applicazione del regolamento ed ha accettato di registrare nel proprio territorio i profughi di guerra siriani. Non si può non sottolineare come l'integrazione, seppur economicamente difficile, di una popolazione cristiana di antica tradizione culturale e di elevato tenore di istruzione sarà enormemente più facile di altre popolazioni così distanti dal nostro modello. Quello che appare eclatante di difforme giudizio politico è il fatto che di fronte a un'ondata migratoria di proporzioni epocali, ricordiamo che in tutta l'Africa ci sono state guerre e lotte, non solo i governi europei fanno poco per impedire questi flussi devastanti per i paesi in prima linea, ma anzi è strano che permettano che organizzazioni di pochi scrupoli lucrino sul salvataggio in acque internazionali di barconi fatiscenti, facendo passare il messaggio che tali vie di migrazione siano non solo possibili, ma addirittura facilitate. Per la prima volta alcune navi libiche alcuni giorni fa hanno ostacolato tali operazioni, bloccando le navi straniere che volevano entrare nelle acque territoriali del Golfo Sirtico. Ben altro valore strategico e politico avrebbero degli interventi importanti verso i governi locali, in particolare dei paesi africani. Purtroppo le diversità religiose, la diffidenza storica verso l'Occidente e non ultimo fortissimi interessi economici non permettono facili cooperazioni e molte di queste iniziative sono naufragate proprio per l'assenza della volontà di migliorare la situazione da parte dei governi dei paesi in difficoltà, anche per paura di perdere il controllo e il potere. Detto e premesso tutto questo, va da sé che le amministrazioni comunali, ultimo anello della catena, subiscono nel loro territorio una forma di invasione più o meno marcata, ricordiamo Cona, di persone senza prospettive di lavoro e di automantenimento. Appare ovvio che la popolazione locale non solo possa sentirsi in pericolo di fronte a tutto ciò, ma soprattutto veda attonita il prodigarsi di grandi mezzi economici umani per persone che forse avranno un titolo umanitario per risiedere e vivere accanto ai cittadini italiani, i quali lavorano a fatica e pagano le tasse. Ben vengano le associazioni di volontariato per accogliere queste persone e far sì che non si sentano a loro volta in pericolo, creando magari ulteriore disagio, ma questa attività non è compito delle amministrazioni comunali e che addirittura queste devono attivarsi per dar loro un lavoro, anche se a titolo gratuito, appare quasi un affronto nei confronti dei nostri cittadini in attuale grande difficoltà. Gli stessi immigrati regolari, e ne ho prova, che lavorano e risiedono da anni presso le nostre città, a volte non vedono con favore tale fenomeno. Veniamo quindi alle domande specifiche fatte dall'interrogazione.
Va premesso che le fonti delle informazioni sui richiedenti asilo o protezione sono tutte indirette, cioè il Comune non ha accesso alle fonti dirette, e cioè provengono dalla Prefettura e dalle cooperative che gestiscono la materia. Un'altra fonte più diretta sarebbe l'anagrafe del Comune, ma questa non è attendibile in quanto l'iscrizione all'elenco anagrafico non appare obbligatorio ed è sotto il controllo delle stesse cooperative, in particolare del responsabile della convivenza anagrafica. Sembra che l'obbligo della denuncia, inoltre, alla questura delle persone che risiedono in un comune diverso da loro per oltre 3 giorni, la legge antiterrorismo, non sia applicabile per i richiedenti asilo e pertanto anche questa fonte di informazione non è utilizzabile. La Prefettura, dopo la scarna informativa del 10 dicembre 2015, che ho qui con me, in cui si diceva solo che 9 migranti sarebbero stati ospitati dalla CSSA presso 2 abitazioni di Portogruaro, non ha più inviato alcuna comunicazione. Pertanto ci siamo rivolti direttamente alle cooperative che hanno una convenzione con la Prefettura per la gestione dei richiedenti asilo in Portogruaro, la cooperativa L'Arco di Portogruaro e la CSSA di Spinea. La prima ci ha fornito un elenco di 12 persone, tutte di sesso maschile e dell'età massima di 38 anni, nessun minorenne, di nazionalità diversa, 4 dalla Somalia, 2 dal Senegal, 3 dal Gambia, 2 dal Bangladesh, 1 dalla Costa d'Avorio. Di questi 3 sono in uscita, 3 sono in uscita per protezione umanitaria e 1 per asilo politico. La seconda cooperativa è stata più vaga e non ha fornito alcun elenco scritto, ma solo una breve nota, da cui si evince che 5 persone sono in via Camucina, non cito i civici, però la via, 29 in 4 appartamenti in via Da Vinci, 8 in via Puccini, 7 donne sono a Lugugnana, in via Dolomiti. Ci sarebbe solo un minore non accompagnato per il quale è stato avviato l'iter per il tutore. Sapete che quando c'è un minore bisogna avviare questo iter. Pertanto, sommando le 2 fonti, vi sarebbero attualmente 49 adulti sotto la responsabilità di CSSA e 8 sotto Arco. 4 persone sono uscite dalla protezione. Pertanto in totale sarebbero 57 richiedenti asilo e 4 con il permesso di soggiorno in mano. Il doppio controllo chiesto all'anagrafe di Portogruaro risulta in totale 49 persone, sostanzialmente quella della cooperativa CSA e sembra anche 8 della cooperativa L'Arco. Per queste persone lo Stato eroga 35 euro al mese, di cui 5 restano al richiedente asilo, gli altri servono per il loro mantenimento. Al giorno, sì, scusate. E la cooperativa organizza per loro il vitto, alloggio e supporto linguistico e logistico. Le associazioni di volontariato, interfacciandosi con le cooperative, possono collaborare con vari progetti di accoglienza. Il Comune non ha alcuna responsabilità diretta in questa relazione, se non altro quella di vigilare sulla sicurezza in generale. Alla richiesta di partecipare in modo volontario ai programmi dello SPRAR, che avevano come finalità quella di far lavorare per il Comune queste persone in modo gratuito e con copertura assicurativa, questa amministrazione ha espresso delle perplessità, in quanto in primis le persone dovevano durante la loro attività essere sotto la tutela e vigilanza di un dipendente del Comune, con un suo conseguente impegno di responsabilità. E in secondo luogo, in questo particolare momento storico, di fronte alle numerose richieste di cittadini di Portogruaro di avere un'occupazione anche a solo scopo di reinserimento sociale e alla nostra difficoltà di offrirla, ci è sembrato molto difficile giustificare questa eventuale scelta. L'Italia è un grande paese da cuore immenso, ma non può dimenticare i doveri prioritari verso la propria gente e la gestione del Comune, amministrando i soldi dei cittadini e ottemperando a doveri istituzionali per i quali esiste. Ricordiamo comunque che verso le popolazioni immigrati irregolari il Comune e anche l'azienda sanitaria 4, attraverso piani di zona, bandi regionali appositi, mettono in atto dei programmi di inserimento sociale, lavorativo e anche culturale da diversi anni e possiamo affermare che la nostra città può vantare una buona convivenza pacifica tra i suoi residenti. Per quanto riguarda il finanziamento di circa 30.000 euro, ricevuto un paio di mesi fa dal Ministero dell'Interno in relazione al decreto legge 193/2016 convertito in legge 225/2016,
Finanziamento per i comuni nei cui territori sono accolti delle persone richiedenti asilo o protezione. Esso è arrivato spontaneamente alle casse del comune, accompagnato da una nota del Ministero dell'Interno stesso datata 10 febbraio 2017. In questa si afferma che le somme distribuite a favore dei comuni a valere sul fondo non sono vincolate a specifica destinazione, in quanto la disposizione normativa è da intendersi quale misura solidaristica dello Stato nei confronti degli enti comunali che nel corso degli anni hanno accolto i richiedenti protezione internazionale, offrendo loro i servizi indivisibili erogati sul territorio alla comunità. Le somme pertanto potranno essere liberamente impegnate per progetti di miglioramento dei servizi e delle infrastrutture utili e attese da tutta la comunità locale. Si precisa che alla data odierna non si è ancora decisa quale servizio o infrastruttura assegnarli, anche se vi sono allo studio alcuni progetti relativi. Grazie. Grazie, Assessore Toffolo. 3 per il gradimento. Grazie. Allora, intanto ringrazio l'assessore Toffolo perché come sempre ci fornisce adeguata relazione con come dire, una argomentazione e una documentazione chiara e sostanzialmente esaustiva. Per questo sono come dire, soddisfatto della risposta che mi ha dato, per il metodo e per la disponibilità che ha dimostrato nella risposta. È evidente che dissento profondamente dalla sua impostazione e nei 2 minuti, ho già passato 1 probabilmente, nei 2 minuti che mi restano cercherò di dire perché. Intanto lei ha fatto un ragionamento di sistema nell'immigrazione, fra l'altro anche condivisibile perché potrei sottoscrivere molte delle cose che lei ha detto, ma in realtà il tema che noi abbiamo posto è quello dei richiedenti asilo, che è tutt'altra cosa rispetto al tema dell'immigrazione. E rispetto ai richiedenti asilo vorrei ricordare a lei, al consesso e anche ai cittadini, che la questione dei richiedenti asilo ottempera all'articolo 10 della nostra Costituzione, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione di Ginevra al quale l'Italia ha aderito e alla Convenzione di Dublino e al Regolamento di Dublino che andrà modificato, ma insomma questo è l'assetto normativo di riferimento che deve trovare le istituzioni di questo Stato pronte, perché rispondiamo a queste norme che sono norme forti. Se non altro l'articolo 10 della Costituzione, mi permetta di leggerlo Presidente, lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Ed è evidente che l'ente locale è un soggetto che non può restare avulso dall'affronto di questa situazione, tant'è che il Ministero degli Interni, ma anche insieme ad ANCI, hanno dibattuto a lungo su questa vicenda e ci sono stati identificati dei protocolli d'intesa molto chiari ed espliciti. E visto che lei ha citato Cona, e io aggiungo anche Bagnoli, e potrei aggiungere altre situazioni difficili da questo punto di vista, mi limito solo a dire che Cona e Bagnoli sono il frutto di amministrazioni locali che si sono comportate come si sta comportando questo Comune. Perché non mi si venga a dire che 54 o 60 o 90 persone che sono inserite in un bacino demografico di 25, 27, 28 mila abitanti rappresentano un'invasione e rappresentano un problema di natura culturale. Non mi si venga a raccontare perché questa non è un'argomentazione. Detto questo, ringrazio e sono soddisfatto del metodo e della disponibilità dell'assessore nel rispondere alla nostra interrogazione. Ovviamente dissento radicalmente dalla conclusione, preannuncio che questo gruppo nel prossimo Consiglio Comunale presenterà mozione affinché il Comune di Portogruaro aderisca al programma SPRAR. Grazie.
Grazie consigliere Terenzi. Qui si conclude quindi il Consiglio Comunale. Auguro buona serata a tutti, arrivederci alla prossima.